Era parecchio tempo che diceva che non ce la faceva più. Sono stanco, non ce la faccio più. Conosceva bene Ottorino Pellegrini e sua moglie Diana, questa vicina che racconta con la dolcezza dell'amicizia e con il cuore di chi non crede che una simile tragedia possa essere accaduta a 2 passi da casa sua e a 2 persone che lei frequentava. 85 anni lui, una vita da autista di pullman e l'amore per la sua Diana di 15 anni più giovane. Poi alcune difficoltà di cui si parla sottovoce e quei terribili minuti in una domenica mattina di fine giugno, calda e afosa. Sono le 12:30 quando la donna riesce a telefonare al 112 e chiedere aiuto. Il marito, ancora seduto in soggiorno, le ha appena sparato in pieno petto. Lei non lo sa, ma lui nel frattempo ha rivolto la sua beretta 7,65 contro se stesso e si è tolto la vita. La tranquillità di questa strada chiusa, tante case e villette intorno, giardini, piccoli orti, piccoli cortili, viene sconvolta. Arriva l'ambulanza, arrivano i carabinieri. La donna viene trasportata in ospedale a Padova dove è stata operata. È ancora in prognosi riservata, le condizioni restano gravi. Per Ottorino non c'è più nulla da fare, è esanime, seduto sul divano, lui che aveva saputo farsi voler bene. Era anziano e poi aveva le gambe, era una persona comunque attiva, anche se era anziano così. Era forte come coraggioso. Una vita normale la loro, raccontano i vicini, presenti in caso di bisogno. Abitiamo vicini, insomma, hanno avuto bisogno qualche volta anche di soccorrerli un poco. Magari cadeva per terra o si facevano male. Qualche volta li abbiamo aiutati. La casa è chiusa, sul cancello i sigilli del tribunale che ne decretano il sequestro. Infinita la tristezza che questa tragedia porta con sé.